Qual è l'equipaggiamento basilare necessario per iniziare a praticare le HEMA? Anzitutto, protezione per la testa. Abbiamo bisogno di una maschera. Le maschere da scherma olimpionica o comunque le maschere da scherma moderne non sono propriamente adatte per la pratica che noi svolgiamo. Utilizzo di spade comunque abbastanza pesanti che risultano molto rigide sulle punte e che comunque rischiano di deformare la maschera. Le maschere migliori da utilizzare sono quindi quelle con 1600 Newton. I Newton stimati sono la forza necessaria per penetrare questa bavetta con una punta di metallo. La mesh, cioè la griglia metallica che copre il volto, è diversa da maschera a maschera. Ci sono griglie più o meno performanti e questo dipende un po' anche dal tipo di maschera che stiamo utilizzando. Controlliamo sempre che sia certificato con il marchio della CE, che la resistenza di questo tessuto sia almeno a 350 Newton. L'ideale sarebbe 1600, però insomma ci sarebbe molto da dire riguardo alle maschere, però questo è un video come dire molto immediato su che cosa realmente necessitiamo per poter iniziare a praticare scherma. La seconda cosa di cui necessitiamo sarebbe la gorgiera, cioè questo oggetto, ad esempio questa della PBT, che è una marca ungherese, però io sarei propenso per l'utilizzo dei guanti. I guanti possono essere da lacrosse, da hockey, da qualunque cosa, anche fondamentalmente da hockey su prato, qualsiasi altra cosa simile. L'importante è che siano, come vedete, abbastanza imbottiti sopra, che permettano una discreta mobilità delle dita. Io preferisco i guanti con le dita mobili, che è vero che rischiamo di ricevere un trauma maggiore nel caso in cui la botta sia abbastanza forte. Ho detto mani, protezione quindi testa, mani, perché ritengo che all'inizio la pratica della scherma storica vada più a concentrarsi su colpi alla testa e soprattutto colpi alle braccia. Spesso testa e mani sono le parti più fragili che abbiamo e che utilizziamo in questo sport. Perché? Perché ad esempio capita un colpo magari al braccio o al gomito o alla spalla, magari noi ci ritraiamo e invece viene colpita la mano, oppure istintivamente viene da mettere la mano per parare un colpo. Insomma, le mani sono probabilmente la parte più delicata del nostro corpo insieme alla testa. Con la testa ci ragioniamo e con le mani manipoliamo gli oggetti. Avere un problema a uno di questi due, come dire, di queste due parti è abbastanza grave. Secondariamente io propendo per la gorgiera, solo secondariamente, perché a questo step in cui si utilizzeranno le punte verso il volto dell'avversario o comunque noi riceveremo delle punte, la nostra pratica sarà già, non dico avanzata, ma comunque una via di mezzo. Perché? Perché avremo provato i colpi principali, le poste, le parate, magari anche un po' di sparring, e allora si subentreranno combattimenti più o meno liberi in cui inizieremo magari a tirare delle punte all'avversario. Una cosa è ricevere un colpo controllato o comunque non propriamente al massimo della forza sulla maschera o sulle mani e non avere nessuna protezione su queste. Un'altra è ricevere una punta dove magari abbiamo già la maschera con la mesh che ci protegge o magari stiamo già utilizzando una giacca. Dobbiamo considerare che è molto difficile ricevere una punta data con forza a uno stadio non proprio avanzato di addestramento alle armi, piuttosto che un colpo di striscio o un colpo dato sbadatamente o un errore o comunque una risposta, una parata non volontaria, una reazione istintiva del nostro corpo per ripararci da un altro colpo. Io propendo per l'uso di questi tre oggetti e ovviamente per praticare avrete bisogno di una spada. Se ritenete che il video sia stato di vostro gradimento, sia stato utile, mettete mi piace, condividete, eccetera eccetera. Grazie mille e a presto. Ciao ciao!